Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, oggi parleremo un pochino di framassoneria, ma prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale di The Garda del vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche nel social Telegram, dove ogni lunedì teniamo dei seminari, dei corsi, insomma si discute di esoterismo in grandi linee. Bene, però purtroppo io di massoneria non ne so quasi niente, però cosa è successo? L'altro giorno andavo in giro in moto, vedo uno che sbracciava in piazza e chi è? Era il Dante, e il Dante sapete che quando mi vede sbraccia sempre e mi invita a bere un bel cafferino, e sapete che il vostro Marietto a un caffè non si tira mai indietro. Quindi sono sceso dalla moto, ho messo il casco e sono andato al bar della pace. E per caso cosa è successo? Mi voleva raccontare una storia dei massoni e io dico, ma questo è un colpo di fortuna, Dante. E mi dice, perché? Ma no, niente Dante, è una storia che poi un giorno ti racconterò. Perché? Perché lui mi ha raccontato che il suo babbo da piccolino gli diceva sempre di stare lontano dai massoni. E io gli ho detto perché? È perché loro dividono le città in quadrati e in ogni quadrato, come si suol dire, c'è un gruppo di questi massoni che comanda. Ah sì? Eh sì, e mi ha detto così. Però lui aveva un amico che era il capitano degli Alpini di Torino e invece che gli raccontava in un altro modo la storia. E io gli ho detto, ma è vero Dante? E lui mi ha detto sì. E non me la vuoi raccontare anche a me? E mi ha dato alcuni accenni. Mi ha detto che fino al 1100, 1200 e anche 1300, insomma, quando la Chiesa Cattolica andava in giro per l'Europa, insomma, più che la Chiesa Cattolica, quel tipo di clero che andava in giro per l'Europa a fare le sante inquisizioni della serie uccideteli tutti, tanto Dio riconoscerà i suoi. A un certo punto, verso il 1600, così sono nate queste cooperative di artigiani, calzolai, scalpellini, muratori, i fabbri, insomma, che si muovevano, e quel gruppo che è resistito di più perché viaggiava per costruire palazzi, chiese, insomma, fare cose grosse, era il gruppo dei muratori. Così mi ha detto il Dante, perché gliel'ha spiegato il suo capitano degli Alpini di Torino. E questi muratori sono stati un po' influenzati anche perché, potendo girare, avevano visto molte cose e potevano comunicare fra di loro nelle varie città, perché erano quelli che praticamente detenevano in mano le chiavi della conoscenza per la costruzione dei palazzi, e quindi sono quelli, tra virgolette, più potenti, perché purtroppo gli altri gruppi di lavoro, le altre cooperative di lavoro, adagio con la tecnologia si sono un po' sparse e consumati. E allora cosa è successo? È successo che verso il 1200-1300 i cabalisti hanno formato dei gruppi che si chiamavano i Fedeli d'Amore, dove il nostro Dante ne era partecipe, il quale il Dante a un certo punto ha fondato questi che oggi giorno noi chiamiamo Rosa Croce, e questi Rosa Croce hanno influenzato questi muratori, e da lì praticamente si è evoluta questa massoneria. Chiaramente il capitano degli Alpini la faceva stretta, però gli spiegava il capitano degli Alpini al mio Dante, al mio amico Dante, che voi dovete pensare che in quel periodo lì, al di là che il 90% delle persone erano analfabete e vivevano al massimo fino a 30 anni, e sto parlando del 1600-1700, in quel periodo lì, quando appunto i cabalisti hanno deciso di, questi gruppi misterici hanno deciso di aiutare la popolazione, creando i Fedeli d'Amore e di conseguenza i Rosa Croce, e di conseguenza i Rosa Croce hanno influenzato fortemente questi gruppi di muratori, i quali a loro volta hanno creato queste associazioni che oggigiorno vengono definite massonerie. Ma voi dovete capire che in quel periodo lì, al di là che la gente viveva pochissimo, c'erano solamente due caste, il clero e i nobili, e tutto il resto era praticamente carne da cannone.
E quindi questi gruppi massonici, il loro seme era un bellissimo seme di conquista, sebbene ci sono oggigiorno molti libri che ne parlano male, nel senso che le denigrano. Voi dovete capire che hanno portato una ventata di benessere per tutto quel 90%, quel 99% di popolazione che praticamente viveva di spasmi e arrancava di fame. Quindi i primi germi della massoneria, che è nata appunto da dei gruppi di moratori che giravano e potevano avere una conoscenza, e sono stati praticamente inseminati di conoscenza dai Rosacroce, praticamente hanno dato il là a quella società che oggigiorno noi vediamo, e quindi le persone si sono potuti scrollare di dosso questi re, questo clero che ai tempi metteva le persone al rogo. Le persone hanno potuto cominciare ad andare anche a scuola, a studiare. Voi dovete solo immaginarvi che 80 anni fa chi scriveva solamente con la mano sinistra nelle scuole dove predominava il clero veniva praticamente bocciato. Bisognava ad esempio solo scrivere con la mano destra. Voi dovete pensare che fino a 70 anni fa, 80 anni fa, tutte le Bibbie erano scritte in latino e le persone non potevano leggere perché era considerato un libro sacro. Quindi capite che questa framassoneria ha portato tantissima evoluzione e benessere. Così il capitano degli Alpini spiegava al mio amico Dante. Perché purtroppo anche nella framassoneria poi sono nate delle correnti un po' birichine che al posto di continuare la tradizione dei Rosacroce praticamente hanno cominciato come si dice, non imbastardirla ma a corrompersi, e quindi praticamente sono esistite ed esistono due tipi di massoneria: quella propositiva della mano destra e quella un attimino furbacchiona della mano sinistra. Poi chiaramente è stato anche, come si suol dire, inseminato della cultura egiziana, ma fondamentalmente i massoni sono nati da una cultura rosacrociana, la quale è nata dai fedeli d'amore, la quale è nata dai cabalisti. Quindi fondamentalmente quando si sono dati da fare in quel periodo buio dove il clero di Stato e i re praticamente la facevano da padrone, i framassoni sono stati quelli che hanno dato una scossa e hanno cercato di portare l'umanità ad avere una dignità. Purtroppo oggi come oggi fra questi massoni poi si sono in un certo senso inseriti anche persone di basso calibro solamente perché hanno voluto raggiungere la materialità. Ma questo, come ho spiegato in altre pillole, è anche dovuto al fatto che ci sono delle persone di basse di vibrazioni che cercano la materialità. In quel caso lì i massoni, bisogna anche dire che erano persone evolute e quindi attiravano come il miele certi personaggi di basso calibro, e in alcuni casi purtroppo si sono fatti non soggiogare ma infilare da questi soggetti. E quindi oggigiorno esistono delle massonerie bellissime. Bisogna anche dire una cosa, che la maggior parte dei grandi divulgatori che sono sul tubo, dal grande maestro Carpeoro ad altri personaggi che descrivono ad esempio i segreti della Bibbia. Oggi ce n'è uno bravissimo in giro con gli occhialini sul tubo che le spiega tantissime cose, sono stati massoni, magari adesso sono massoni in sonno. Quindi dalla massoneria non si può dire altro che ha fatto grandissime cose quando poteva. Purtroppo, come ogni cosa, alcune volte poi si fa in un certo senso fagocitare da altri. In ogni caso, se noi oggigiorno possiamo conoscere un certo sviluppo a livello occidentale, tipo gli Stati Uniti, che sono stati creati e fondati da queste logge che hanno praticamente tagliato i ponti con i re di quei tempi e hanno dato una libertà democratica
a questi stati del nord lo dobbiamo appunto ai massoni, e la Statua della Libertà di New York è lì a testimoniare che la massoneria ha dato questo impulso. Bene, cari amici, il Dante poi non mi vuole più pagare il secondo caffè, e io quindi a questo punto sono uscito e ho preso la moto e sono andato via. Cari amici, il vostro Marietto vi saluta, vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di The Guard e del vostro Marietto veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao!